Ma mi parli di azioni, obbligazioni? Io non so neanche la differenza tra azioni e obbligazioni. Se me la spieghi... Non è facile Gaetano. Dopo casomai andiamo su internet, vediamo insieme così capiamo meglio la differenza tra azioni e obbligazioni e tutti ne sappiamo un pochettino di più, dai. Ma questo non sa neanche la differenza tra azioni e obbligazioni. Ma certo Gaetano, la differenza è nota, te la farò con un esempio. Se in una tasca ho 2 caramelle e nell'altra tasca ho 2 caramelle, quante caramelle ho in totale? 4. 3, perché una mi ammagno. Comunque Gaetano, dopo andiamo su internet e vediamo bene la differenza tra azioni e obbligazioni, perché ti dirò non è facile da capire. Scusa, ma questo 2 caramelle fa 4. Dopo una posso dire una cosa, ma questo qui ha anche clienti in tutto il mondo Gaetano, in tutto il mondo. Pensa che domani devo partire per il Brasile. Ho un cliente storico in Brasile, abitava qua ma si è trasferito per lavoro. Continuo a essere il suo consulente, domani mattina parto per il Brasile. Tra l'altro, piccola curiosità, è andato in Brasile per lavoro e diciamo che ha trovato anche l'amore. Si è sposato adesso ed è felicissimo perché ha detto che in un colpo solo ha trovato la donna dei suoi sogni e il suo migliore amico. Ma io non penso che ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Ricordate quasi. Ragazzi, articolo 3, Kikai Sky vive da re.